Dal governo nazionale è in arrivo 20 milioni di euro per l'avvio dei dissalatori di Porto Empedocle, Gela e Trapani. Approvata la nuova legge di riforma che disciplina e regolamenta il settore delle strutture turistico-ricettive in Sicilia. A Montevago i carabinieri salvano una donna da un tentativo di suicidio. Intanto sono iniziate le procedure per il reclutamento di 626 allievi marescialli, ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. Le domande entro il prossimo 8 marzo. Pubblicati i dati delle nuove iscrizioni per l'anno scolastico 25-26, il 63% sceglie i licei, il 24% gli istituti tecnici, il 13% gli istituti professionali con preferenza per l'alberghiero e l'informatico. L'Ordine degli Architetti celebra la giornata nazionale del responsabile unico. Quello degli ingegneri incontra il prefetto di Agrigento e organizza per il prossimo 21 marzo un convegno nazionale dal tema La Sicilia, porta d'Europa e del Mediterraneo. Il sindaco Miccichè conferisce l'incarico a titolo gratuito di consulente per i musei della città a Gabriella Costantino, già sovrintendente ai beni culturali. Ancora criticità per la stazione dei bus sita in piazza Vittorio Emanuele, da provvisoria è diventata definitiva dopo 7 anni. Approvato dal Libero Consorzio di Agrigento il piano triennale delle opere pubbliche per il triennio 25-27. Per lo sport le novità in casa Agragas in vista del prossimo incontro con la città di Sant'Agata e una panoramica degli sport minori. Buongiorno ai nostri telespettatori con la nuova edizione del telegiornale TV Notizie di oggi giovedì 13 febbraio. Dal governo nazionale arriveranno 20 milioni di euro per la fase di avvio dei dissalatori di Porto Empedocle, Trapani e di Gela. È stata infatti accolta la richiesta che permetterà di far partire nuovi impianti con la massima efficienza nei tempi previsti, secondo quanto dichiarato dal presidente Schifani, ma vediamo meglio l'approfondimento in questo servizio. Dal governo nazionale arriveranno 20 milioni di euro e per la fase dell'avvio dei dissalatori di Gela, Trapani e Porto Empedocle è stata infatti accolta la richiesta che permetterà di far partire nuovi impianti con la massima efficienza e nei tempi previsti. Ad annunciarlo è il presidente della regione siciliana Renato Schifani dopo la presentazione di un emendamento da parte dei relatori al decreto legge di conversione del decreto legge 31 dicembre 2024, attualmente in fase di esame congiunto da parte delle commissioni Bilancio e Ambiente della Camera dei Deputati. Il provvedimento adottato alla fine dell'anno scorso prevede all'articolo 2 misure urgenti per l'adeguamento delle infrastrutture idriche in Sicilia. Queste somme aggiuntive, spiega il governatore Schifani, permetteranno di coprire i costi di avviamento e di gestione temporanea dei 3 dissalatori nel primo anno di riattivazione. Si tratta di un risultato raggiunto ancora una volta attraverso una forte sinergia istituzionale. Ringrazio il governo nazionale e il commissario per l'emergenza idrica Nicola Dell'Acqua per la vicinanza e la collaborazione che ancora una volta stanno dimostrando verso la nostra Sicilia. Per quanto riguarda le altre risorse necessarie per i 3 impianti di dissalazione, il governo Schifani ha già individuato 90 milioni all'interno dell'accordo di coesione e 10 milioni a valere sul bilancio regionale. L'iter di realizzazione degli interventi in via di urgenza è stato affidato, come chiesto dal presidente Schifani, al commissario dell'acqua per via dei poteri di deroga conferiti dalla legge. La cabina di regia regionale per l'emergenza idrica continuerà a monitorare l'andamento delle procedure per la realizzazione dei 3 impianti. Intanto aumentano i prelievi di acqua dalla diga Ancipa e di conseguenza le erogazioni nelle decine dei comuni serviti dall'invaso, quasi tutti quelli della provincia di Enna e gran parte di Caltanissetta, compresi i capoluoghi. Si tratta di circa 250.000 abitanti e migliaia di attività produttive.
quanto stabilito dalla cabina di regia contro l'emergenza idrica coordinata dal dirigente generale della Protezione Civile Salvo Cocina, che si è riunita con i rappresentanti dei sindaci e delle ATI di Caltanissetta e Enna, con i gestori del servizio idrico e quelli dell'Invaso, Sicilacque ed Enel. E la Regione siciliana approva la riforma per la nuova disciplina che regolamenta il settore delle strutture turistico-ricettive promossa dall'assessore al turismo Amata. Il servizio. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato la nuova normativa che regolamenta il settore delle strutture turistico-ricettive in Sicilia. Il testo, frutto di un lungo iter legislativo, è stato promosso dall'assessorato al turismo guidato da Elvira Amata e condiviso da tutte le forze politiche e delle associazioni di categoria. Questo provvedimento rappresenta un passo fondamentale per il riordino del comparto turistico in Sicilia, ha dichiarato l'assessore Amata. Dopo un'attenta analisi abbiamo definito una disciplina che risponde alle esigenze del settore, migliorando la classificazione delle strutture, rafforzando il sistema di controllo e monitoraggio dei flussi turistici. La normativa introduce importanti innovazioni, tra cui l'obbligo del codice identificativo nazionale, denominato CIN, per tutte le strutture, nuove regole per la classificazione e le verifiche di conformità, maggiore attenzione alle comunicazioni dei dati ai fini statistici, definizione più ampia delle tipologie di strutture ricettive, introduzione di norme più stringenti in materia di vigilanza e di sanzioni, requisiti più chiari per la copertura assicurativa che diventa obbligatoria. La riforma mira pertanto a rendere il comparto più competitivo, offrendo un livello quantitativo ottimale dei servizi e garantendo una maggiore trasparenza nel settore. Le nuove disposizioni permetteranno così di valorizzare l'intera offerta ricettiva siciliana, favorendo una gestione più efficiente e moderna del turismo. Passiamo ora alla cronaca. A Montevago i carabinieri hanno salvato una donna dal tentativo di suicidio. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri è stato sventato un tentativo di suicidio a Montevago. I carabinieri delle stazioni di Montevago e Santa Margherita del Belice, allertati dalla centrale operativa della compagnia di Sciacca, sono intervenuti presso un'abitazione sita in via 15 gennaio dove una donna di 49 anni si trovava in bilico sul parapetto della terrazza condominiale, minacciando di gettarsi nel vuoto. Giunti sul posto, i militari, con il supporto dei vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita di Belice, hanno avviato un delicato dialogo con la donna, che si trovava in evidente stato di confusione, per capire il suo stato di disagio e cercare di conquistare la sua fiducia. Mentre cercavano di tranquillizzarla, un carabiniere con un'azione repentina è riuscito ad afferrarla, a metterla in salvo, scongiurando così il tragico epilogo. La donna è stata successivamente affidata alle cure del personale sanitario del 118 e trasportata all'ospedale di Sciacca per gli accertamenti del caso. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri comunica che sono iniziate le procedure per la selezione dell'arruolamento di 626 allievi marescialli del ruolo di ispettori dell'Arma. Il servizio. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri comunica che sono iniziate le procedure per la selezione e l'arruolamento di 626 allievi marescialli del ruolo ispettore dell'Arma e con un successivo decreto di ulteriori 24 allievi marescialli in possesso dell'attestato di bilinguismo. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al giorno 8 marzo attraverso il sito www.carabinieri.it nell'area concorsi, seguendo l'apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando. Al concorso potranno partecipare cittadini italiani in possesso del titolo di diploma o che siano in grado di conseguirlo nell'anno scolastico 24-25 e che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande abbiano compiuto 17 anni e che non abbiano superato il 26° anno di età.
I vincitori del concorso ammessi al 15° corso triennale allievi marescialli frequenteranno un corso di formazione della durata di 3 anni, seguendo corsi militari e universitari a indirizzo giuridico-amministrativo presso la Scuola Marescialli e Brigatieri di Firenze, conseguendo la laurea di primo livello in Scienze Giuridiche della Sicurezza. Una volta completato il ciclo di studi, i giovani marescialli ricopriranno incarichi di responsabilità nelle varie organizzazioni dell'Arma dei Carabinieri, rappresentando un insostituibile punto di riferimento per la collettività. Decidere di arruolarsi nell'Arma significa entrare a far parte di un'istituzione ricca di tradizioni, valori al completo servizio delle comunità attraverso numerosi comandi diffusi in maniera capillare in tutta Italia, prime tra tutte le stazioni dei Carabinieri, che rappresentano un presidio di prossimità a tutela della sicurezza e della legalità che lega l'Arma dei Carabinieri ai cittadini. Giornata movimentata quella di ieri a Palma di Montechiaro per il crollo di un vecchio fabbricato disabitato in via Tannorella, in pieno centro storico. Scattato l'allarme, sul posto si sono recati subito i vigili del fuoco che hanno provveduto ad escludere che sotto le macerie ci fossero stati delle persone e degli animali. Dopodiché è iniziato l'intervento della Protezione Civile palmese che ha provveduto a rimuovere le macerie e a mettere in sicurezza la struttura e l'intera zona. Maria Teresa Maligno, di 56 anni, agrigentina, proveniente dalla Procura Generale di Palermo, è il nuovo procuratore capo della Repubblica di Sciacca. Lo ha deliberato il plenum del CSM, sostituisce Roberta Buzzolani, che dopo 8 anni farà il percorso inverso, essendo stata a sua volta destinata alla Procura Generale di Palermo. Maligno ha battuto la concorrenza del collega Gianluca De Leo, anche lui aveva presentato domanda per la stessa carica al vertice della Procura Saccense. Già magistrato della DDA, Maria Teresa Maligno è stata anche sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo, rappresentando l'accusa in numerosi procedimenti contro le cosche agrigentine. Passiamo alle notizie scolastiche. Le iscrizioni online alle classi prime delle scuole statali e secondarie di secondo grado. Il 63% degli studenti sceglie licei, il 23,8% gli istituti tecnici, il 12,7% i professionali, secondo il report tracciato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l'ambito territoriale di Agrigento. Vediamo l'approfondimento in questo servizio. Tracciato il report dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IV dell'ambito territoriale di Agrigento, sulle iscrizioni online alle classi prime delle scuole statali di secondo grado registrate per il prossimo anno 2025-2026 in provincia. Ad Agrigento e provincia i giovani hanno preferito i licei, scelti da oltre il 63%, bene anche i tecnici e i professionali. Preferenza per l'indirizzo alberghiero e informatico. Nella provincia di Agrigento sono 3.334 le studentesse e gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, le superiori. Per l'anno scolastico 25-26 erano stati 3.264 lo scorso anno. Di questi 2.116, pari al 63,5%, hanno scelto di proseguire il loro ciclo di studi in un liceo. Un dato sensibile, in crescita rispetto all'anno scolastico scorso, in cui gli iscritti ai licei erano stati 1.903, pari al 58,3%. In 1.092 sono stati 1.011 l'anno scorso, pari al 32,8%, hanno preferito i licei scientifici. Questo quanto emerso dallo studio elaborato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Seguono quindi i licei delle scienze umane con 391 iscritti, compresa l'opzione economico-sociale, con un leggero aumento rispetto allo scorso anno di quasi il 2%. Sono 352 coloro che hanno preferito il liceo classico, 179 hanno optato per il liceo linguistico, 63 per l'artistico, 38 per la sezione musicale del liceo coreutico. Per quanto riguarda gli istituti tecnici, le iscrizioni diminuiscono da 900 a 793, circa il 4% in meno, e nei professionali da 461 a 425.
pari all'1,4% in meno. Nel biennio degli istituti tecnici si registra una preferenza per l'indirizzo amministrazione, finanza e marketing, sono 229, informatica e telecomunicazioni 205, chimica, materiali e biotecnologie 99. Tra gli istituti professionali nella provincia di Agrigento si conferma il dato siciliano di una preferenza per l'indirizzo alberghiero 150. Si sono iscritti al primo anno delle scuole secondarie di primo grado, le medie, 3.276 alunne e alunni, erano state 3.325 lo scorso anno. Il 94%, 3.081, ha scelto il tempo ordinario pari a 30 ore. Alla scuola primaria si sono registrate invece 3.049 iscrizioni, erano 3.089 nell'anno precedente, di cui 2.100 hanno optato per le 27 ore settimanali, pari al 68,9%. È celebrata ad Agrigento la giornata nazionale del responsabile unico del progetto. Dall'Aula Sollano in videocollegamenti con CNL, ANAC e le Regioni d'Italia, organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento e Servizio. Celebrata ad Agrigento la giornata nazionale del responsabile unico del progetto a cura dell'Ordine degli Architetti, aprire il mercato dei lavori pubblici a giovani di talento e delle strutture professionali medio-piccole, rilanciando i concorsi di progettazione a 2 fasi, eliminando i requisiti di accesso alle gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di tipo quantitativo, come il fatturato maturato dai concorrenti negli ultimi anni, eliminare nuovi articoli introdotti dal correttivo che prevedono addirittura la revisione del progetto dopo la verifica, la validazione e l'appalto dei lavori, nella consapevolezza che tali dispositivi finirebbero per alimentare contenziosi rallentando l'esecuzione dei lavori. Sono queste le criticità del nuovo codice dei contratti, come modificato dal decreto correttivo, esposte dal presidente degli Ordini degli Architetti di Agrigento, Rino Lamendola, nel corso dell'incontro organizzato ieri da Assoruppe e svoltosi ad Agrigento presso l'aula consiliare del Comune in videocollegamento col CNL, il presidente dell'ANAC Giuseppe Busia e i relatori di analoghi incontri tenuti per l'iniziativa di Assoruppe su tutte le regioni italiane. Nel corso dell'incontro, organizzato e presentato dall'ambasciatore locale di Assoruppe, Gerlando Mallia, e coordinato dall'ambasciatore Assoruppe di Palermo, Gianni Rizzari, hanno relazionato per le professioni Rino Lamendola nella qualità di presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento e di coordinatore del Dipartimento Lavori Pubblici della Consulta regionale degli architetti, e per l'ANCE Agrigento l'imprenditore Nicola Costanza e Gaetano Laudani, ingegnere capo del Genio Civile di Catania. Formulo i miei complimenti ad Assoruppe, in particolare all'ambasciatore di Agrigento Gigi Mallia, ha affermato Rino Lamendola, per aver organizzato un incontro di straordinaria importanza che ci ha consentito di focalizzare le criticità del nuovo codice dei contratti, condividendone con gli addetti ai lavori le soluzioni per il loro superamento da suggerire al legislatore nazionale, tenendo in considerazione anche le riforme innovative già proficuamente lanciate dalla Regione siciliana con la legge 12 dello scorso 12 ottobre 23. L'Ordine degli Architetti, conclude Rino Lamendola, si rende disponibile a organizzare altri incontri di formazione e di aggiornamento professionale con Assoruppe, coinvolgendo i dirigenti delle stazioni appaltanti di tutti gli enti pubblici della provincia di Agrigento. L'ANAS ha consegnato i lavori di manutenzione programmata sul piano viabile e sulla segnaletica orizzontale sulla strada statale 115 sud-occidentale Sicola, in tratti salutari dal chilometro 190 al chilometro 259,850. Si tratta di un'arteria di accesso fondamentale alla città di Agrigento per quanto concerne la Sicilia sud-orientale. L'obiettivo è quello di garantire maggiori standard qualitativi della circolazione stradale e quindi una maggiore sicurezza sulla viabilità e sugli utenti che percorreranno la stessa strada. I tempi di esecuzione, comunica l'ANAS, sono stati stimati in 60 giorni con un investimento di circa 1.250.000 euro.
Si è discusso di infrastrutture, mobilità e futuro del territorio nell'incontro tra l'Ordine e la Fondazione degli Ingegneri con il prefetto di Agrigento e il servizio. Si è svolto un incontro di alto valore strategico tra il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento, ingegnere Achillo Furioso, il presidente della Fondazione dell'Ordine, ingegner Domenico Armenio e Sua Eccellenza il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo. Dopo i saluti istituzionali e gli auguri di buon lavoro al nuovo rappresentante del governo in provincia, l'incontro ha posto al centro della discussione le sfide infrastrutturali del territorio e il ruolo fondamentale degli ingegneri per il suo sviluppo. Tra i temi trattati si è evidenziata la grave carenza di infrastrutture viarie, la mobilità, i collegamenti strategici e nonché l'urgenza di una pianificazione efficace per sfruttare le opportunità offerte dal PNRR. È stata inoltre dedicata particolare attenzione alle varie criticità legate al nuovo codice dei contratti pubblici, all'affidamento dei servizi di ingegneria e alla necessità per gli enti locali di aggiornare il parco progetti esistente. Solo attraverso una collaborazione solida tra le istituzioni, gli ordini professionali, potremmo garantire uno sviluppo infrastrutturale adeguato alle esigenze del territorio, ha dichiarato il presidente dell'Ordine di Agrigento Furioso, sottolineando la piena disponibilità a sostenere azioni condivise. Un punto chiave della discussione è stato il convegno nazionale La Sicilia porta d'Europa nel Mediterraneo, che si terrà il prossimo 21 marzo 2025 al Teatro Pirandello di Agrigento. Per questo evento di altissimo livello sarà prevista la partecipazione di ministri, rappresentanti delle regioni Sicilia e Calabria e i vertici delle principali società pubbliche e statali trasporti. Il programma prevede relazioni tecniche e una tavola rotonda con esperti di spicco per affrontare i temi delle infrastrutture strategiche della provincia e del ponte di Messina. Si è inoltre discusso del concorso nazionale Agrigento 2025 Visioni letterarie infrastrutturali, rivolto agli studenti delle scuole superiori e delle università italiane. L'iniziativa, promossa dall'Ordine degli Ingegneri in occasione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, mira a coinvolgere le nuove generazioni in una riflessione sul futuro dello sviluppo infrastrutturale e territoriale. Siamo pronti a collaborare attivamente per superare le criticità e costruire un futuro migliore per Agrigento e la Sicilia. Questo quanto ha concluso l'ingegnere Achille Furioso, ribadendo il ruolo strategico della categoria professionale. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha conferito l'incarico al titolo gratuito di consulente ed esperto per i musei della città alla dottoressa Gabriella Costantino, professionista ed esperta conoscitrice del patrimonio artistico locale, storico dell'arte, già sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Agrigento e curatore scientifico del Museo Civico di Agrigento, per il quale ha redatto il piano dell'esposizione delle opere, coordinato numerosi interventi di restauro, di recupero e gestione delle opere distribuite temporaneamente in altre sedi. Si tratta di un lavoro funzionale nella prospettiva della restituzione del museo alla fruizione pubblica in tempi brevi. L'impegno della dottoressa Costantino non riguarderà solo i musei, ma anche il più ampio contesto culturale della città, con il supporto agli itinerari culturali, con particolare attenzione al centro storico, ai percorsi panoramici e agli itinerari naturalistici. A tal fine il sindaco Miccichè le ha già consegnato una nota relativa all'itinerario dei giardini storici che comprende siti di ampio valore, come quello del monastero di Santo Spirito, Villa Bonfiglio, Villa Genoardi, un itinerario già ideato e progettato in passato dalla stessa Costantino durante la sua attività alla sovrintendenza. Da oltre 7 anni si aspetta la definizione del bus della SAES in piazza Vittorio Emanuele. Da provvisorio è diventato definitivo. Ce ne parla meglio il collega Eugenio Cairone. Da provvisorio a definitivo, ormai da 7 anni. Parliamo del parcheggio di piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento, dei pullman della SAIS che collegano la città dei Templi con l'aeroporto di Catania. Dicevamo di un provvedimento provvisorio, visto che la nuova stazione di Piazzale Rosselli non può ospitare mezzi grandi,
L'alternativa doveva però servire a tamponare l'emergenza e consentire che il servizio per l'aeroporto non venisse interrotto. Ma come sempre il provvisorio diventa definitivo, come il parcheggio del quale ci occupiamo, appunto, per stigmatizzare il mancato intervento del comune di Agrigento al fine di ripristinare la normale circolazione nella zona, ma soprattutto per dare un minimo di dignità all'improvvisato luogo di sosta, perché dopo 7 anni senza un minimo intervento è diventato un problema intollerabile per la gente che utilizza il pullman della SAIS, persone costrette ad attendere il mezzo per l'aeroporto sotto il sole o sotto la pioggia, perché non è stata prevista tra l'altro neppure una pensilina, lasciando praticamente tutto al caso. Inutili sono state finora le lamentele di chi ha dovuto aspettare l'arrivo dell'autobus come l'estate scorsa con 40 gradi, oppure da coloro che, sorpresi dalla pioggia, non trovano alcun riparo. E dire che ci troviamo in centro città, nella città capitale della cultura. Il libero consorzio comunale di Agrigento, con determina commissariale del 10 febbraio, con i poteri dell'Assemblea e la partecipazione del segretario generale Pietro Amorosia, ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche in provincia di Agrigento per il periodo 2025-2027. Il provvedimento, redatto dal dirigente del settore infrastrutture statali, edilizia, scolastica e manutenzione, ingegnere Michelangelo Di Carlo, prevede numerosi interventi articolati e diversificati per ogni anno e la relativa fonte di finanziamento, l'elenco di opere precedenti non completate e altri interventi da pianificare nello stesso triennio. Sono numerosi i lavori di programmazione sulle infrastrutture statali di proprietà dell'ente, sugli immobili scolastici dislocati nel territorio della provincia e altri interventi da realizzare sul patrimonio immobiliare dell'ente provincia. Nello specifico si tratta di opere di adeguamento di istituti scolastici, di manutenzione straordinaria stradale nel territorio provinciale e sul patrimonio immobiliare di proprietà della provincia. E si svolgerà sabato 15 febbraio con inizio alle ore 10 presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Agrigento la cerimonia di consegna del premio Progresso Economico 2025. L'ente camerale, allo scopo di sostenere lo sviluppo economico del territorio e valorizzare l'impegno degli imprenditori locali, ha indetto anche per quest'anno il premio Progresso Economico, un premio che gode del patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, che consiste nell'assegnazione di uno speciale segno di benemerenza a quelle aziende e alle personalità che si sono particolarmente distinte sul versante dell'innovazione in campo digitale, della tradizione, del valore sociale, della promozione culturale, della internalizzazione e della competitività rispetto alle attuali dinamiche di mercato. Dopo i saluti istituzionali, l'introduzione del commissario straordinario Giuseppe Termine, è previsto uno spazio per gli interventi programmati del presidente di Unoncamere Sicilia Giuseppe Pace e la presenza dell'assessore regionale alle attività produttive Edmondo Tamaio. A seguire si procederà con la cerimonia di premiazione delle 11 aziende agrigentine selezionate. E il coordinatore regionale dell'UDC, onorevole Decio Terrana, responsabile nazionale degli enti locali, interviene oggi sulla legge sul fine vita approvata recentemente in Toscana, che rappresenta un pericoloso precedente e non è rispettosa della dignità della vita umana. La vita deve essere sempre tutelata, continua Terrana. Introdurre il suicidio assistito senza un dibattito nazionale approfondito rischia di creare forti divisioni e incomprensioni. Questa normativa potrebbe indurre le persone più vulnerabili a sentirsi obbligate a scegliere il suicidio assistito, sentendosi un peso per le loro famiglie e per la società. La vita, afferma Terrana, è un valore e non può essere legata all'utilizzo di un farmaco. Inoltre,
Delegare una decisione così delicata ai singoli enti locali potrebbe portare a una frammentazione normativa, compromettendo l'unità e la coerenza del sistema legislativo nazionale. Personalmente esprimo la mia contrarietà e mi auguro in un intervento del Parlamento nazionale rispettoso della vita e della nostra tradizione, che mette al centro la dignità della persona umana. Uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'anno per Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, si svolgerà il prossimo 28 febbraio presso il Teatro Pirandello, che accoglierà un evento di straordinario rilievo musicale. Il celebre tenore argentino José Cura, acclamato a livello nazionale, si esibirà accompagnato dal soprano giapponese Eriko Sumikoshi e dal pianista del Teatro alla Scala di Milano Stefano Salvatori. Dopo aver studiato composizione e direzione di orchestra nella sua città natale, Rosario José Cura si trasferisce a Buenos Aires nel 1984 per perfezionarsi musicalmente. Lavora al Teatro Colón dal 1984 al 1988, sviluppando un timbro di tenore con sfumature baritonali che lo porterà a una carriera internazionale. Linea alla regia per la pubblicità. E 25 persone di 40 anni del West Sicily a Milano, non da emigranti ma da imprenditori di se stessi, alla BIT, il servizio dei colleghi di Trapani. Un quarantenne che parte dal profondo sud, detto nel senso bello del termine, dal West Sicily, per venire a vedere qui questa finestra e proporsi, perché lei è un operatore turistico del territorio. Abbiamo fatto un giro del padiglione Sicilia, ottimo lavoro grazie all'assessorato regionale al turismo e all'azienda Fedebec che ha curato lo stand del Comune di Castellammare del Golfo. Vedo quest'anno questa nuova location del Polo Feristico di Rho un incremento di gente, un buon risultato raggiunto. Qualcuno pensa che siamo qui per farci la vacanza, la passeggiata, la gita fuori porta. Diciamo alla siciliana, non ha caputo niente. Siamo in un intermezzo di tanti voyeur, di tanti propositori, tanti tavoli dove ognuno cerca di promuovere e nello stesso tempo presentare i pacchetti turistici. Qui ci sono aziende che si affidano a degli operatori, cioè qua siamo circondati da coloro che promuovono la Sicilia. Ecco perché ho detto poc'anzi che qui si viene per lavorare. Sì, ci sono momenti in cui di confronto, di condivisione, ma la BIT è questa, borsa. Cioè, in borsa cosa si fa? Si investe e si promuove. L'ha detto benissimo, hai trovato le parole giuste. Dico ai miei colleghi e collaboratori di venire a fare questa esperienza alla BIT e ogni cosa bisogna crederci. 3 anni e mezzo fa ho deciso di mollare la mia vita qui al nord, lasciando la mia famiglia che si è trasferita alla Sicilia qui per lavoro. Io sono andato via per seguire un sogno, quello del canottaggio. Ho coronato questo sogno di ritornare a casa e ricominciare praticamente da zero per valorizzare la mia terra. L'utopia che hai creato, che è diventata una realtà, portare il canottaggio in provincia di Trapani. Era un sogno perché andando via dalla Sicilia, da Castellammare soprattutto, per poter rincorrere questo sogno e riportare a Castellammare, questa è la tradizione. Parli di Castellammare e ti sei emozionato. Esatto, parlare di Castellammare è un'emozione fortissima, che portare questa realtà sul territorio, tirando fuori anche le tradizioni, portando fuori le tradizioni del remo con la vecchia regata, questa antica regata, poter far vedere soprattutto ai giovani uno sport bellissimo, sano e soprattutto ecosostenibile nella palestra più bella del Mediterraneo. Pensa un po', chi verrà a Castellammare troverà questa opportunità in più, si può fare del canottaggio nelle splendide acque del proprio golfo, del golfo omonimo. Ma spiegaci un po'. Noi partiamo dal porto nel periodo invernale, detto Marina, questo porto dove da lì ci snodiamo su questa costa molto bella, andando a visitare anche luoghi storici come la Tonnara e tutta la riserva dello Zingaro. Io mi immagino la prima volta che avranno visto te impiantare questa nuova attività. Chissà quando te ne hanno detto, ma sto fuori che va a fare, ma non navagliere, spesa a matola, ma altro che fare una via.
Allora, ci hanno preso un po' per pazzi perché Io sono di quella terra, il coastal rowing è uno sport... conosco bene. Esatto, è uno sport che si fa con queste imbarcazioni molto più grandi rispetto al canottaggio classico. Pensa a me quanto me ne dicevano 35 anni fa, come mi farà a scrivere, ora sono direttore di un'emittente regionale. C'è stato un po' di curiosità all'inizio, hanno un po' criticato, però era una critica anche costruttiva per me, perché poi alla fine mi ha dato... No, per farmi avere la forza di dire qua ce la dobbiamo fare. Con questa attività, come dicevo, non solo facciamo Castellammare, ma arriviamo fino alla Baia di Cornino, San Vitolo Capo, far vedere tutto il nostro territorio, però queste barche, come dicevo, tutti ci hanno preso un po' per pazzi perché si esce anche col mare, quindi sono delle imbarcazioni fatte apposta. Sono delle attività aperte a tutti, ci tengo a precisarlo, sia ai ragazzi con questi progetti remieri, ma soprattutto anche ai ragazzi che diciamo hanno un percorso di vita differente, poter fare un'attività bellissima come è stato con il SAP, dove quest'anno è venuta una ragazza non vedente, ha sentito le emozioni del nostro mare su un SAP. Nessuno è profeta in patria, però noi stessi abbiamo lottato per esserlo. Assolutamente sì, l'amore per questa terra mi ha fatto veramente cambiare vita, ho scelto appieno questo territorio, ma soprattutto è diventata poi una missione di vita. E per lo sport vediamo ora le ultime novità in casa Agragas tra giocatori squalificati e rientranti in vista della prossima partita in casa con la città di Sant'Agata e una panorama delle altre serie minori curata dal collega Carmelo Lentini. È arrivata una brutta batosta per l'Agragas dal giudice sportivo. Il difensore Rechichi è stato appiedato per ben 4 giornate con la seguente motivazione: per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo del direttore di gara. In poche parole, rientrerebbe in occasione del derby del Seneto contro il Licata in programma il 23 marzo. Intanto da alcuni giorni è ripresa la preparazione. Il tecnico Favarin recupera il difensore De Marino, che ha scontato le 3 giornate di squalifica. Per il resto c'è qualche giocatore in infermeria che si spera di recuperare in tempo in occasione della sfida di domenica prossima contro il Sant'Agata. Dal punto di vista societario non si registrano ulteriori novità. Nel campionato d'eccellenza l'Unitas Sciacca perde di misura la gara di andata di Coppa Italia di eccellenza della fase nazionale con il Praia Tortora. Illusorio vantaggio saccense ad inizio gara con il giovane Catanzaro, poi una doppietta del palermitano Antonio Lentini regala la vittoria alla compagine calabra. Una gara combattuta e decisa dalla doppia prodezza dell'ex mazzarese Lentini, che ha approfittato dell'espulsione del portiere verdenero Cheba, che ha costretto comunque l'Unitas a giocare in inferiorità numerica. Nulla di compromesso e la qualificazione alla fase successiva dipenderà dal risultato che uscirà fuori dal Gurrera mercoledì prossimo 19 febbraio in occasione della gara di ritorno. Infine, in prima categoria, l'Empedoclina di Mariano Cordaro ha perso di misura il recupero giocato mercoledì scorso a Campofranco contro la locale squadra. La compagine marinara si ritrova al terzultimo posto e domenica prossima ritorna al Collura per affrontare la Barrese, attuale vice capolista del torneo, alle spalle della Sommatinese. E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per l'edizione di oggi e vi diamo appuntamento a domani e vi auguriamo una buona serata.